Va ora in onda Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Pio in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, il consueto appuntamento del venerdì consacrato alla sicurezza, quella di tutti, perché che ne dica qualcuno del PD, anche avere un sistema penitenziario che funziona è un'assoluta sicurezza per tutti i cittadini. Chi parla il vostro sparacazzare preferito? Federico a fianco a me, ovviamente senza problemi tecnici questo giro, in presenza niente po' di meno che Tony F, cioè no, Antonio Fellone, no, detto Tony F dagli amici. No, scherzo, Tony F anche no. Un saluto a Tony F che è stato censurato. Noi non censuriamo in questa radio, diamo voce alla nostra gente senza fiti né censure. Ci sente Antonio, giusto? Vada, certo, assolutamente sì. Ok, perfetto. Buongiorno a tutti, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica al mondo carcere e nel nostro caso alla polizia penitenziaria. Grazie sempre alla regia, tanto paziente quanto professionale. Grazie a te Fede, finalmente ci rivediamo. Ciao Mimmo e i due padroni di casa, io sono sempre ospite, anche dopo 8 anni mi sento sempre solo ospite. Oggi abbiamo una bella trasmissione, abbiamo ospiti d'élite. Tra l'altro, per la gioia di Elish Lane abbiamo in bella vista il calendario da tavolo della polizia penitenziaria. Ci dispiace, cari amici del PD, ma noi abbiamo già deciso da che parte schierarci, dalla parte giusta. Vabbè, guarda caso. Volevo dire una cosa, prima di partire, volevo dire forza Matteo Salvini, ovviamente siamo tutti con te, siamo convinti che andrà bene, perché hai fatto semplicemente quello che ti è stato chiesto dalla stragrande maggioranza degli italiani, hai chiuso i porti, così andava fatto, quindi, e sono convinto e confido nella giustizia che andrà tutto bene, quindi forza Matteo da parte mia. Assolutamente. Allora 340-670-9659, ripeto 340-670-9659 per i vostri WhatsApp. Oggi le linee telefoniche saranno riempite dai nostri ospiti, sono davvero tantissimi. Allora iniziamo col primo ospite. Che ospite? Che ospite, scusate, ma mi stavano scoppiando. Oggi abbiamo tutta una serie di problemi tecnici interessanti. Più che ospite possiamo dire un padrone di casa. Assolutamente allora, sì. Presentiamo niente po' di meno che il senatore, nonché sottosegretario alla giustizia, Andrea Ostellari. Buongiorno. Buongiorno a voi cari. Buongiorno anche a chi ci ascolta. Volevo ringraziare. Bene. Bene. Abbiamo aperto ovviamente dicendo forza Matteo, perché oggi è una giornata importante, siamo certi, confidiamo nella giustizia, siamo certi che andrà bene. Volevo ringraziarti perché ho chiesto al sottosegretario Ostellari di intervenire oggi per fare gli auguri di Natale a tutto il corpo di polizia penitenziaria, perché sono in tanti a seguirci, assolutamente senza offesa per il PD ovviamente, perché ormai siamo a sti livelli, quindi non vogliamo offendere nessuno. Quindi il sottosegretario Ostellari per il corpo di polizia penitenziaria oggi è un riferimento, quindi, perché voglio sempre ricordare a qualcuno che tante cose sono state fatte e tante ancora saranno fatte, perché in privato ne parlavamo proprio l'altro giorno, qualcos'altro si farà sicuramente, perché voglio ricordare, e poi passiamo la parola al sottosegretario. Ma poi ricordiamo anche che la chiusura dei detenuti, la circolare sulla chiusura dei detenuti di media sicurezza è stata una manna per la quasi totalità degli istituti penitenziari. Ricordiamo anche consensi tripartisan il sottosegretario Andrea Ostellari. Possiamo dire che anche persone da cui non te lo saresti mai aspettato dicono per onestà intellettuale devo dire che sta facendo un grandissimo lavoro. Allora, assolutamente sì. Una persona che riesce a mettere tutti d'accordo come dovrebbe essere in qualsiasi paese civile, perché parliamo di un sistema penitenziario di giustizia, di esecuzione penale, riesce a mettere d'accordo con a una sola voce, a un solo coro tutti gli attori. No, io volevo ricordare solo una cosa, poi lascio ovviamente la parola al sottosegretario. Allora, a parte la chiusura che è stata una manna, apprezzata dalla quasi totalità del mondo penitenziario, dirigenti compresi, c'è stata anche il riportare la divisa alla giustizia minorile, ai minori, ai colleghi che prestano servizio ai minori, è stato un qualcosa di veramente super positivo e apprezzato da tutti. Tanti colleghi ci hanno contattato e ce l'hanno detto, quindi vedi, il lavoro, bisogna lavorare, magari senza fare troppo, ma l'importante è lavorare e portare i risultati a casa.
Vai, ti lascio E il anche no, la, sottosegretario perché sono di parte. ciliegina sulla torta, perché stanno arrivando i primi risultati di quest'estate, no? Quest'estate che sappiamo benissimo, per una speculazione anche politica, di una certa Certo. mala politica, si è speculato sulle persone che lavorano e che sono detenute soprattutto nelle nostre patrie galere, cioè nelle carceri italiane, scatenando un'ondata insomma di disordini. E invece stiamo vedendo i primi effetti del decreto Nordio. Si può almeno misurare, almeno qua in Lombardia lo vediamo, sia a livello di alleggerimento della pressione, sia soprattutto per una marea di misure alternative concesse di lavoro intra ed extramurario. Quindi stiamo iniziando a raccogliere i primi risultati del lavoro, sottosegretario. Eccoci qua. Beh sì, innanzitutto grazie e facciamo subito gli auguri a tutti voi, a tutti coloro che lavorano in questa bellissima emittente radiofonica e ovviamente un grande saluto e tanti auguri a tutte le donne, gli uomini, le famiglie, insomma, della polizia penitenziaria, insomma, che è in ascolto. Io ho sentito prima anche Antonio che ha fatto questo riferimento alla giornata di oggi, a ciò che ascolteremo, no, tra poche ore, quindi l'esito di questo processo che ha coinvolto non solo Salvini, ma che io credo abbia coinvolto un intero partito e un'intera comunità. In realtà qui si sta processando non la persona, ma un'idea politica per la quale ovviamente tutti noi ci siamo battuti, tanta gente ha votato e poi inevitabilmente ci si trova di fronte a una iniziativa di una diciamo, parte politica ovviamente che ha coinvolto anche la magistratura in questo processo. Io spero che l'esito ovviamente sia quello giusto, una soluzione perché Matteo Salvini ha fatto quello che doveva fare e per carità ci saranno anche coloro che erano contrari, no, a quella azione, però allora ti misuri con il voto, ti misuri chiedendo al popolo italiano come intende governare quel tipo di fenomeno. C'è chi vuole una immigrazione incontrollata e noi invece la volevamo controllata. Peraltro ricordo che quella azione di Salvini ha permesso di azzerare i morti in mare e questo non viene mai ricordato, no? Oppure non viene sottolineato, viene contestata solo l'azione di questa presunta sequestro di persone che non esiste, insomma, è un comportamento in questo caso, insomma, che la politica ha adottato cercando di rispondere al popolo italiano, ecco, e quindi dai, tra un po' vedremo e dopodiché capiremo anche come agire e come reagire. In ogni caso, lato giustizia, sapete che c'è anche una riforma, no? che è in corso di approvazione in Parlamento, una riforma che non è contro nessuno, ma che vuole ridare a questo Paese anche un minimo di credibilità, cercando di riportare al centro ovviamente il tema della giustizia giusta, e in questo non vedo cosa ci sia di strano quando noi chiediamo che il giudice non indossi una delle maglie delle altre parti che sono in campo. Quindi credo sia una questione proprio di buon senso. E detto ciò, e andando quindi al tema invece che ci vede più coinvolti, ovviamente sì, quello delle carceri, insomma, è stato, ma quando siamo arrivati improvvisamente tutti hanno cominciato a parlare di esecuzione penale, no? Di detenuti, di carceri. Io prima non ricordo una tensione così ampia e così netta. Eppure, quando siamo arrivati, quello che abbiamo ereditato da parte degli altri governi è stato un vero e proprio disastro in termini di edilizia. Sono istituti dove piove dentro, no? Ecco perché ad esempio abbiamo deciso di
velocizzare le procedure, di mettere più di 360.000 euro sulla edilizia penitenziaria per dare risposte, per migliorare non solo le condizioni di chi dentro è detenuto, ma anche e soprattutto di chi dentro ci lavora, perché non dimentichiamo mai che dentro ci sono persone che ci lavorano e quindi quegli ambienti devono ritornare ad essere ambienti dignitosi per tutti. Sì. E poi ancora il tema delle regole, regole che devono essere rispettate dai detenuti, per il bene dei detenuti stessi e anche per il bene di tutti. E direi anche il tema del rispetto verso gli altri e verso chi indossa una divisa. Io credo che anche l'aver deciso di far indossare le divise alla polizia penitenziaria all'interno degli IPM credo sia stata una decisione giusta, è una decisione che abbiamo assunto ovviamente ascoltando tutti. Qualcuno ha fatto polemica, ma insomma ovviamente sapete che da parte della sinistra insomma le polemiche non mancano mai, però noi le guardiamo ovviamente cercando di registrarle, ma dopodiché decidiamo con una visione del mondo dell'esecuzione che deve vedere al centro sicuramente la persona, a cui non dobbiamo togliere i propri diritti, ma a cui chiediamo però l'adempimento anche di alcuni doveri. E credo che tra questi doveri ci sia anche quello, ripeto, del rispetto delle regole e del rispetto degli altri e delle istituzioni, in particolare della polizia penitenziaria, a cui non devi mettere le mani addosso, perché se metti le mani addosso devi sapere che le conseguenze ci sono e ci saranno, e saranno anche gravi nei tuoi confronti. Questo credo sia un ragionamento, ripeto, che va sicuramente a dare un impulso nuovo anche a questo paese, dentro le carceri, ma anche fuori. Avete visto quanti episodi anche fuori stanno accadendo, aggressioni moltiplicate. D'altra parte, se c'è chi continua a in qualche modo a offendere, continua a attaccare la polizia e le forze dell'ordine in generale, dando la colpa a loro per gli scontri che accadono, io credo che proprio non ci siamo. Noi senza ambiguità diciamo che siamo sempre dalla parte della polizia. Ecco, insomma, questo è il quadro della visione, insomma, un po' generale. Dopodiché le cose da fare sono tante, lo sappiamo, ci vorrà anche tempo, però insomma questo governo ha davanti ancora un po' di anni per intanto lasciare un paese al 2027 secondo me migliore di quanto l'abbiamo trovato nel 2022. Sì, si vedo. Io voglio ricordare una cosa, mi ricordo benissimo, era il 27 dicembre di 2 anni fa quando ebbi l'onore e il piacere di intervistare il sottosegretario Andrea Ostellari in questa radio. Il governo aveva appena iniziato il suo percorso e sentite un po' clamoroso, era all'epoca e nessuno diceva niente, era tutto normale, e l'istituto per minorenni di Treviso, dopo essere stato messo a ferro a fuoco da parte dei suoi utenti, era chiuso da quasi un anno. Se carabinieri o polizia o comunque le forze dell'ordine fermavano un minore nel Triveneto dovevano portarlo o a Bologna o a Milano Beccaria. Vi lascio immaginare a voi se è una cosa normale, ecco, mancava proprio la base. Possiamo ricordarlo questo? Ricordo bene, e peraltro ricordiamo anche che nel frattempo abbiamo riattivato i lavori all'IPM di Rovigo, che sarà consegnato nel 2025, nei primi mesi del 2025, e questo consentirà quindi di avere un edificio nuovo, migliore per tutti, e quindi di poter pensare alla chiusura e fare la chiusura dell'IPM di Treviso, perché insomma effettivamente quel IPM di Treviso insomma non è un edificio ideale per fare e per rispondere alle esigenze anche rieducative. Quindi tutto questo nel giro di poco tempo e direi finalmente. Sì. Assolutamente sì, vabbè, il lavoro è stato fatto veramente tantissimo lavoro e altro sicuramente si farà, perché io ho la fortuna di lavorare col sottosegretario e posso garantire che è un continuo, un work in progress continuo, non mai fermarsi, è una persona che attenziona tantissimo
poi il nostro mondo in particolare, perché anche prima è stato sempre comunque vicino alla polizia penitenziaria. Io se lo dico io sono di parte, No, però la in verità, in la privato, verità stavamo in privato discutendo di io e te questo. parlavamo e mi hai detto Altro una che cosa. tantissime figure, cioè raccoglie il sottosegretario, Ecco. raccoglie un consenso unanime da parte di tutte le figure, sono tantissime, medici, educatori, agenti di polizia penitenziaria, ispettori, brigadieri, Ecco. commissari, dirigenti, direttori. C'è un Certo. consenso, insegnanti, perché sono Ma una semplicemente miriade, sto perché- dimenticando qualcuno, assistenti perché- sociali, perché davvero sono tantissime le Le figure. persone intelligenti comprendono il lavoro. Sì. Comprendono il lavoro. Ma anche persone di parte, abbiamo avuto certo. il piacere, lo salutiamo, Giuseppe Merola, che è sempre stato di una Assolutamente certa parte, sì. sempre detto, io non ho mai visto una persona, tutto questo E impegno per ed è dirlo giusto. Giuseppe Merola, ragazzi, Troppo, che è un caro amico. troppo buoni. È la verità. No, ma è la verità. È non uno essere sprone a buono. continuare, perché mancavano i fondamenti, mancava la base. Vabbè che è Natale, però siete un po' troppo buoni. Dai. C'è tanto da No. fare, però mancava la base. No, ma E dopo su questo partiamo possiamo... con i difetti. Uno è quello rosso-nero, perché purtroppo è milanista, però voglio dire... Ah dai, adesso senti che la butta subito in cacciara. Devo trovarti qualche difetto, ti devo attaccare. Poi quello non è un difetto, ti ricordo che quello è un vanto per noi, insomma, che amiamo il calcio. Se avessi detto Inter, allora capisco, ma insomma, Milan no. Dai. Punti di vista. No, ovviamente c'è tantissimo da fare, però almeno la base è stata messa. No, ecco, prima mancavano i fondamenti, proprio le fondamenta più semplici. Ecco, una casa per essere costruita ha bisogno delle fondamenta. Assolutamente. Come le chiamano anche a Venezia, che no, le fondamenta sono le vie, sono altre cose. Sapere, però senza fondamenta non si... Ti racconto un aneddoto, devi sapere che spesso mi contattano le persone che vogliono conoscere e incontrare il sottosegretario, e io per il segretario particolare del sottosegretario sono uno stalker, perché continuo a dire allora c'è questa persona, quest'altra persona, anche il dottor Carlo Merino, che è il capo segreteria, è il top come persona, li stalkerizzo perché fortunatamente c'è tantissima gente che vuole incontrare il sottosegretario. Confermo lo stalkeraggio. Ecco, vedi, ti dico bugie, quindi la povera Francesca è costretta a sopportarmi. Ma ora, sottosegretario, ora usiamo anche il frustino, ci atteniamo grandi risultati dal commissario per l'edilizia penitenziaria, perché questo invece è un urlo che parte da Bolzano a Catanzaro, a Canicattì, a Noto, cioè dall'Alto Adige alla Sicilia. C'è una necessità impellente e forte di investimenti sull'edilizia penitenziaria. Il governo per la prima volta ha messo un commissario, davvero ci aspettiamo. So che lei ha la delega, se non erro. No, la delega ce l'ha. No, non all'edilizia, però ovviamente la partita è comune ed è sostenuta anche da noi. Il DAP peraltro lavora anche molto con il MIT, quindi con il Ministero anche di Salvini, proprio per questo tema dell'edilizia carceraria. È un tema che coinvolge quindi non solo giustizia, ma l'intero governo, e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è un ministero chiave, proprio perché ovviamente mette a disposizione, e l'ha già fatto, notevoli quantità di finanziamenti per arrivare all'obiettivo, che ripeto non è raggiungibile in 2 o 3 mesi, è un obiettivo che va pianificato, ma finalmente almeno vediamo la luce. Cioè fino a 2 anni fa tu non vedevi la luce, anche ripeto perché non c'era nessun tipo di programmazione e se ne sono fregati, però poi si sono ricordati delle carceri, di chi lavora in carcere e dei detenuti, quando a fine 2022 siamo arrivati noi. Hanno cominciato da lì a piantare una narrazione totalmente diversa dalla realtà. Questo è il quadro. Sottosegretario, io sono quello che fa le domande cattive, ora le devo fare una domanda scabrosa che va anche sul personale, ma sia franco, se non se la sente di rispondere non risponda. Ma lei, detta tra di noi, cosa ne pensa del calendario 2025 della Polizia Penitenziaria? Guardate, io so che quest'anno, mai come quest'anno, il calendario sta avendo successo e quindi anche moltiplicazione di copie stampate. Quindi dobbiamo noi tutti ringraziare la sinistra, che ha attaccato
la pubblicità, no? Negativa, insomma, che qualcuno avrebbe fatto nei confronti della polizia penitenziaria, perché senza questa loro chiamata alle armi noi non avremmo così tante copie stampate. E Ottima operazione. Questo è un dato di fatto. E quindi viva il centro-sinistra, soprattutto quello attuale, perché grazie a loro noi possiamo fare ancora di più. Sì. Ricordiamo che anche chi acquista il calendario della polizia penitenziaria fa una buona azione, perché quei soldini vanno a sostenere vari dipendenti, purtroppo anche varie vittime del dovere. Assolutamente sì. Delle associazioni che si occupano proprio di assistere i parenti di chi non c'è più. Quindi è un'opera ottima, buona, e poi quest'anno è più bello del solito. Qua sono di parte, secondo me è molto più bello del solito. Quello che c'è dietro è veramente importante, perché effettivamente i soldi vanno comunque a persone che ne hanno realmente bisogno, quindi soprattutto in questo periodo il nostro pensiero deve andare sempre e comunque a chi è in difficoltà. Niente, io non voglio rubare altro tempo al sottosegretario, che è stato gentilissimo. Te lo lascio salutare a te, perché altrimenti, ripeto, posso sembrare di parte. Beh, io mi auguro buon Natale, spero che il Natale lo passi nella meravigliosa Padova, nel meraviglioso nord-est. Io domani parto, vado a Vicenza, io sono originario di Vicenza, il Veneto è bello, è meraviglioso, è un microcontinente tanto piccolo, possiamo dire, però tanto vario. E quindi diamo un buon Natale a tutti, ma anche in particolare alla gente del nord-est. Volevo sentirmi fare gli auguri. Grazie mille, grazie mille anche a te, e grazie mille ovviamente a tutti voi, e quindi che sia un buon Natale, che si riesca insomma a passare in tranquillità a casa con le classiche nostre tradizioni, no? A cui siamo tutti legati. Antonio Fellone compreso, perché so che insomma lui è stato ormai adottato in questa nostra terra del nord, e però vedo che si sta ambientando bene, vero Antonio? Sì, assolutamente sì, ormai è più bresciano di Balotelli. E poi dicono che non siamo accoglienti. Ma occhio che sono già 2 anni, quindi sto a un quarto anche di Veneto, piano piano. Esatto. Dai, allora un grande abbraccio a tutti. Grazie ancora. E speriamo di festeggiare anche. Assolutamente anche sì, siamo in totalmente attesa un po' presto. Assolutamente. Grazie, e ricordati sempre, sottosegretario, forza Napoli sempre, però. Ecco. Beh sì, d'altra parte, altrimenti se tu non dici così quando torni, non è che non ti fanno nemmeno più entrare in città. Ci vediamo, buona serata. Ciao. Grazie ancora. Ciao. Grazie. Ciao. Pubblicità, che siamo in ritardissimo. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Rientriamo in diretta nonostante tutti i problemi tecnici che ci affliggono. Andiamo avanti. Ripeto, 340-670-9659. WhatsApp, stasera solo WhatsApp. Abbiamo le linee full con i nostri ospiti. Giustamente tiriamo le somme di un anno intensissimo di lavoro, sotto tutti i punti di vista. Antonio Fellone, detto Tony F degli amici. Ancora. Federico Sparacazzate. E ora dovremmo avere Mirko Manna, sempre da Tel Aviv o da Damasco, se non erro. Buonasera Mirko. Da Damasco. Segretario generale aggiunto del SINAP, mi dice la voce sotto impressione in questo caso, sì, in collegamento da Damasco. Ma scusate, posso chiederti cos'è il SINAP? Ecco. Facciamo rispondere al segretario generale aggiunto. Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, siamo il secondo sindacato a livello nazionale. Io te lo dico con orgoglio, ti ho fatto la domanda apposta, ma dovevi rispondere. No, sai com'è? Io sono un co-conduttore, volevo dare la voce a tutti, non è che posso parlare solo io qua, se no poi mi chiamano piccati, parli solo tu. Senti, no. Ma non vedo Mirko, ma dove sta?
Sotto lo Natale vediamo. Radio Libertà va solitamente in crisi, ci sono pochissimi soldi e le cose si rompono. Però da casa lo vedono. Sì, da casa. sì, lo vedono ok, e vabbè, come. l'importante Occupa tutto, c'è Ma non ho capito, la dove- moschea degli Omayyadi dietro di Ecco. lui e occupa tutta la ma schermata. dove sei? In Burundi, Mirko? No, Damasco. Ah, Damasco. Ciao Mirko. Allora, volevo chiederti, anzi, volevo informare i tanti colleghi che ci ascoltano, ma anche comunque chi non è collega. In settimana l'altro ieri c'è stata la firma del contratto, no? Del rinnovo contrattuale per le forze di polizia. Finalmente sì. Ecco, e quindi se ci puoi dettagliare e fare delle precisazioni in merito. Allora, intanto parliamo di un contratto che ha investito 430.000 uomini appartenenti al comparto sicurezza e difesa e quindi tutti i servitori dello Stato. Poi è un contratto che per la prima volta negli ultimi 20 anni, credo, parliamo di un incremento netto dai ruoli di base, dai ruoli agenti, di 100 euro. Quindi posso dire con tutta onestà che si tratta di un buonissimo contratto che finalmente ha iniziato a valorizzare quella che è il lavoro delle forze dell'ordine. Il contratto sostanzialmente ha delle novità per quanto riguarda, parliamo del nostro settore della polizia penitenziaria, dove è stato previsto un incremento significativo delle indennità di specificità che passa da 1,50 euro a 4,20 euro. Questo incremento è stato voluto in modo particolare da noi del SINAP e che va a risarcire quantomeno il disagio di tutti i colleghi che lavorano all'interno degli istituti penitenziari, dalle figure del collega addetto alla sezione agli addetti alla vigilanza fino ai colleghi che svolgono servizio anche in matricola e gli NTP. Poi abbiamo delle nuove indennità. Dal 1 gennaio 2024 sarà introdotta l'indennità di responsabile per i comandanti di reparto, istituti penitenziari e penali e minorili. Altre indennità saranno disponibili per i conduttori e negoziatori. Il negoziatore è questa nuova figura che abbiamo introdotto anche nell'accordo quadro e questa è un'indennità che partirà nel 2025. Abbiamo un aumento del trattamento economico fondamentale. In sostanza l'accordo stabilisce un aumento del valore parametrale da 183,15 a 195,50 euro. È un incremento dell'indennità pensionabile del 6,50%. Entrambi saranno validi dal 1 gennaio 2024. Abbiamo avuto anche l'estensione dei congedi. Ecco, è caduto venite da Damasco, abbiamo qualche problema di collegamento. No, niente, purtroppo. Sentite? Sì, Mirko, ti sentiamo sì. un po' male, evidentemente c'è qualche problema di linea, sappiamo che là Damasco la situazione non è del tutto pacifica. Sì, bombardano. Sì. Bombardano. Vai Mirko, adesso ti sentiamo bene. Gli altri sindacati che bombardano perché siamo saliti in maniera esponenziale, quindi Ecco. li vedo dall'alto, guardo verso il basso, tentano di salire, ma abbiamo dei bravissimi cecchini. Vai, che ti sentiamo bene adesso. Poi abbiamo avuto l'estensione dei congedi, viene esteso il congedo e il riposo solidale, quello per assistere i figli disabili, i figli minori, ma anche nel caso maggiorenni, coniugi conviventi. È un bel contratto, Mirko, è un bel Assolutamente contratto. sì. Firmato da tutte le organizzazioni sindacali del comparto sicurezza e difesa, tranne la CGIL. Come? Non ha firmato la CGIL? Assolutamente no. E con quale motivazione hanno addotto? Cos'è? Come Michelin mai? non era d'accordo o forse John Elkann non era d'accordo, Landini? Credo che sia una motivazione del tutto politica da parte loro, no? Poi nel tecnico potrebbe rispondere il segretario della CGIL, ma credo che sia una motivazione politica, visto in considerazione di quello che ha messo in campo la CGIL confederale. Mirko, posso farti una domanda che tu magari tecnicamente sicuramente sei più preparato di me, ma in questo caso la CGIL che non ha firmato, non è firmataria del contratto, cosa accade? È più rappresentativa. Non è più rappresentativa, quindi perde contratto. tutte le prerogative sindacali?
perderà le prerogative sindacali nel momento in cui avverrà la pubblicazione del DPR. Quindi quello che è stato firmato è l'ipotesi di accordo, quindi andrà in registrazione una volta che uscirà la pubblicazione sul Gazzetto Ufficiale. Da quel momento in poi avrà perso la rappresentatività. Mirko, quindi in Tutto ciò che parole ne povere, consegue. poi chiudo e ti Sì, sì, lascio sì, a no. Fede. In parole povere, praticamente per farci capire, ma anche magari da chi non mastica sindacato, non può più venire alle contrattazioni, non può essere No. convocata. Perfetto, perfetto. Quindi non può fruire No. più di permessi sindacali Assolutamente no. per i prossimi 3 anni più o meno, no? Finché non ci sarà un nuovo contratto o altro. Va bene, grazie. Era me l'aveva chiesto qualcuno e quindi era la mia curiosità. No, Mirko, è una notizia clamorosa. Cioè, pur essendo un segretario sindacato confederale, tu confermi questo? Perché solitamente dicono no, noi sindacati confederali abbiamo comunque il diritto di sederci, sempre così viene detto in tutti i tavoli, anche se hanno due iscritti. Assolutamente no. Per quanto riguarda il settore del corpo di polizia penitenziaria, non possono sedere e non avranno rappresentatività, ma questa penso che il segretario che ha deciso di non firmare ne sia a conoscenza, quantomeno voglio sperare. Io dopo questa notizia chiuderei la trasmissione e direi da Damasco è tutto, cioè, qua ci ha dato una notizia bomba, è una bomba, è una bomba, con tutto rispetto per Hezbollah io ho chiesto l'ISIS, davvero è una bomba. a Mirko perché in merito non lo sapevo sinceramente. È vero Mirko, ne abbiamo parlato io e te? No, assolutamente. Vabbè, quelle è comunque previsto dalle norme contrattuali. Chi sottoscrive la cosa strana per dire che il SILP CGL della Polizia di Stato ha firmato, pur non condividendo, ha firmato. Quindi c'è questa disparità di pensiero, ma sono cose che possono rispondere loro e non noi. Vabbè, noi assolutamente non la guardiamo da fuori, possiamo dire, cioè almeno guardando, leggendo, ognuno poi siamo in democrazia, possiamo dire che comunque la CGL, Polizia Penitenziaria, in questo caso non firmando, tra virgolette, ha accantonato la Polizia Penitenziaria, o sbaglio? Questo lo possiamo dire. Dire che ha accantonato magari non spetta a noi dire che ha accantonato. No, guardandolo dall'esterno, cioè il nostro pensiero. Avranno delle strategie politiche, certo, che li hanno indotti a non firmare. Sicuramente, su un pensiero personale, sono contento. Pure io. Sono contentissimo. Sì, abbraccerò personalmente il loro coordinatore nazionale ringraziandolo più di questo. Che non dovrebbe essere Polizia Penitenziaria, o sbaglio? Non è Polizia Penitenziaria, no? È Polizia Penitenziaria il coordinatore nazionale. Ok. Vabbè, chiudiamo questo argomento. Noi siamo il SINAP. Era solo perché tanti mi hanno fatto sta domanda e quindi volevo una tua opinione tecnica, tutto qui. Abbiamo in linea un altro ospite, e che ospite direi, io ho il piacere di conoscerlo personalmente, ci incontriamo spesso in un bellissimo posto che poi dirà l'ospite, il nome è un vero special guest, cioè, onora tutta la radio della sua presenza telefonica in questo caso. È un po' che chiedevo a Don Antonio Coluccia. È un uomo che porta il Vangelo nelle periferie, nelle peggiori periferie, oseremo dire, con coraggio. Vabbè, ormai è noto Don Antonio, quello che fa e chi è, quindi per noi è un orgoglio averlo qui. Buongiorno Don Antonio. Eccoci, buon pomeriggio a voi. Come stai? Sono io onorato di poter partecipare alla vostra trasmissione radio. Come stai Don Antonio, tutto bene? Tutto bene, grazie a Dio, tutto a posto, non ci lamentiamo. Assolutamente. Io ho chiesto a Don Antonio di intervenire già altre volte per un pensiero sulla Polizia Penitenziaria, perché ne abbiamo parlato qualche volta in privato, è una persona che tiene realmente al nostro corpo, alla Polizia Penitenziaria. E quindi in occasione di queste festività natalizie ci siamo incontrati in settimana e Don Antonio, io ho chiesto... Sì, ricordiamo ai nostri amici che Don Antonio Coluccia è il parroco di Torbella Monaca, quartiere di... No, scusami. No, non sono parroco. Pardon. Io sono un sacerdote che vive in un bene confiscato alla mafia, alla banda della Magliana, e faccio questo tipo di attività pastorale, dopodiché esco e vado a giro nei vari territori della capitale, le periferie romane, soprattutto le piazze di spaccio.
e dove da anni mi batto, insomma, contro questo fenomeno criminale, insomma, ecco, che ha soggetto ai territori sono i clan, ma soprattutto cerco di togliere i ragazzi dalla strada, cercando di far capire a loro di non barattare la vita, che la vita è un dono, e siccome siamo a Natale celebriamo la vita, questo è il bambino Gesù che si dona all'umanità e che cerca di abbracciare tutti e di non discriminare nessuno, ma che allo stesso tempo, ecco, questo bambino Gesù ci invita tutti quanti noi ad essere custodi della speranza, come gli agenti della polizia penitenziaria, del corpo della polizia penitenziaria. Ecco, voi custodite la speranza, e quindi una speranza che voi organizzate tutti i giorni attraverso il vostro lavoro, soprattutto nelle case circondariali dove siete impegnati, nei vari servizi a cui siete stati assegnati, e credo che proprio voi siete custodi della vita, perché voi date un bellissimo messaggio, siete coloro che sta accanto alla persona che ha sbagliato, che sta avanti per indicare la strada, che sta accanto per poterli far ricomprendere, che sta dietro per dare visione, ossia affinché questa persona, secondo anche l'articolo 27 della Costituzione, possa avere il suo reinserimento sociale, no? E quindi voi fate un lavoro straordinario che non sempre purtroppo ricevete i complimenti e questo mi dispiace, ma fate un lavoro straordinario che, come dire, che è carico di grande umanità, di grande professionalità, ma soprattutto anche io credo che c'è lassù nel cielo qualcuno che vi dona quella luce necessaria, che è lo Spirito Santo, ad ogni agente della polizia del corpo penitenziario, affinché portate avanti questa grande missione, perché voi siete in missione. Per me un agente della polizia penitenziaria è un agente di prossimità nelle sofferenze delle persone che incontrate. Allora, assolutamente. Però questo giro devo ricambiare i complimenti, è un perché bellissimo messaggio. In questo caso Don Antonio Coluccio è un testimone di fede, è un vero e proprio evangelizzatore. Lasciate che i bambini vengano a me, disse Gesù. È quello che fa, quello che mio padre, insomma, mi raccontava, che mio padre è cresciuto in un piccolo paese della Puglia con un'enormità di problemi, anche là una criminalità rampante. Ci diceva, il Don ci veniva a prendere uno per uno e sapeva benissimo dove eravamo, e se molti di noi non hanno fatto una brutta fine era proprio grazie al Don. Questo è il Vangelo vissuto, e io posso dire che è un'emozione, davvero, è un onore per questo, perché sappiamo benissimo l'attività che fa, i pericoli che corre, perché abbiamo una criminalità che spara alto, insomma, e che non sopporta che nemmeno uno di questi bimbi o ragazzi venga salvato, venga tolto dalle loro grinfie. Grazie al cielo riusciamo a schedarli dalla croce. Io distingo i crocifissi dai crocifissori. Per me i crocifissi sono queste persone che purtroppo sono giovani ragazzi che ne fanno uso di questo demone che è la droga, e poi ci sono i crocifissori che sono questi camorristi, 'ndranghetisti, cioè sono queste organizzazioni criminali, ogni famiglia malavitosa che certamente ruba la speranza. Assolutamente. Ecco perché il vostro motto è custodire la speranza. C'è chi la ruba e c'è chi la custodisce, anzi oserei dire voi restituite, come dire, la puntellate, come dire, siete quella prossimità di Stato con cui la persona che vi vede tutti i giorni, come dire, deve acquisire, no, fiducia, no, in se stessi e soprattutto anche nello Stato, di dire che sì, come direbbe Giovanni XXIII, bisogna condannare l'errore ma mai l'errante, no? L'errore, mai fare protocolli d'intesa con chi si incrimina di alcuni delitti, ma l'errante è sempre la persona umana, e quindi in uno Stato civile la persona umana deve avere sempre una possibilità, e quindi in questo voi poi tutti i giorni sperimentate, vivete, siete a contatto, quindi come dire, non avete bisogno che nessuno sia abilitato a spiegare a voi quello che fate tutti i giorni con enorme sacrificio anche. Quindi io ho avuto il piacere anche di partecipare più volte anche con i vostri dirigenti superiori, e quindi ho visto anche la grande familiarità che c'è nel corpo della polizia penitenziaria. Io cerco di aiutare questi ragazzi a non cadere nel tunnel della droga, e quindi ho capito che la droga, e parlo di Roma ma non solo, e vediamo che tanti ragazzi muoiono di overdose, oppure muoiono sparati, come è successo anche a Lecce, no? È stato sparato in una macchina addirittura sul volto, perché questa
criminalità che deve sfigurare i volti, no? Ecco, c'è una tipicità, no? Quindi ecco, c'è bisogno anche di reagire, no? Di agire sempre, di indignarsi quando vediamo che un ragazzo muore. Siamo nel Santo Natale. Il Santo Natale è vita, il Santo Natale è dignità, il Santo Natale è prospettiva di vita nuova. Il Santo Natale è la benedizione di questo bambino che ha ancora la capacità di darci un grande messaggio, di dire prendete il largo, o come dice Gesù nel Vangelo, ecco, prendere il largo ci permette di avere visione e di farci capire, come dice Papa Francesco, ai giovani, cari giovani, la vostra vita non è all'asta, la vostra vita non ha prezzo, cioè non lasciatevi comprare, non lasciatevi sedurre, innamoratevi della libertà che Gesù vi offre. Ecco, quindi credo questo Gesù bambino, nella sua piccolo, ma che è un uomo di grande libertà, che si incarna in questa storia, in questo tempo, con i piedi per terra, con lo sguardo rivolto a Dio Padre, per condurre la sua missione attraverso i territori, attraverso uomini e donne di buona volontà, che ancora oggi credono che questo mondo può essere salvato e che questo mondo ha bisogno di un grande cambiamento. E credo che la strada del cambiamento viaggia su 2 binari. Il primo è viaggia tra Vangelo e Costituzione. Sono 2 temi cari che sono fondamentali, che creano il fondamento. E poi nella vita dei nostri giovani dobbiamo dire, cari giovani, non dovete essere vagoni nella vita, ma locomotive. Il vagone, quando parlo di vagoni, intendo persone che, come dire, sono già assuefatte, rassegnate, no? Che normalizzano tutto, che non hanno più voglia di nulla. Invece no, quando si è locomotiva vuol dire che ci deve essere impegno, passione e responsabilità per la vita. Grazie Don Antonio, grazie veramente. Lei ci diamo il tu, ci conosciamo. Tu vai sempre avanti, che comunque non sei solo, assolutamente, perché il messaggio che lanci è veramente importante. Quindi posso garantirti che da parte nostra hai tutto l'appoggio, la vicinanza. Antonio, sì. Tu probabilmente non sai che Don Antonio è collega nostro 2 volte, perché prima di arrivare, e mi corregga Don Antonio se sbaglio, prima di intraprendere la strada della sua vocazione religiosa è stato operaio e sindacalista. Poi è collega per la seconda volta perché ha ricevuto l'onoreficenza di poliziotta d'onore dalla Polizia di Stato, quindi Don Antonio è uno di noi. Certo, io ho avuto purtroppo un lutto in famiglia, mio zio era un sovrintendente capo della Polizia di Stato. Nell'inseguimento con un latitante della Sacra Corona Unita purtroppo poi ha perso la vita in un incidente, quindi come ho a cuore, quindi comprendo benissimo tutte le donne e gli uomini in uniforme che sono al servizio di questo Stato, del quale Stato dobbiamo essere onorati di appartenere. Quindi quando parlo di Stato parlo della nostra nazione, che appunto è l'Italia, parlo del tricolore e parlo di, come dire, di tante famiglie, perché voi avete tante famiglie, tanti bimbi, figli, mogli che vi attendono ogni sera. E quindi secondo me questo è è una gratitudine che ogni cittadino dovrebbe esprimere di vero cuore ad ognuno di voi. Assolutamente sì. Mirko, mi hai dato una bella notizia, non lo sapevo. Quindi noi faremo una preghiera per avere molti più Don Antonio, perché davvero sì. Vabbè, è contagioso il suo impegno e fa bene al cuore. Assolutamente, io ribadisco che non è solo, sì, sono tantissimi tutte le persone per bene di questo mondo che lo sostengono, quindi vai sempre avanti, Don, non fermarti, anche se c'è qualcuno che ha provato più volte a fare cose non belle nei tuoi confronti. Ricordiamo che Don Antonio lo sanno benissimo che io resisto, perché come dire, diciamo questi camorristi, questi 'ndranghetisti, queste organizzazioni che siano poi albanesi, nigeriani, sono piccoli uomini, Don Antonio, permettimelo, sono piccoli uomini, sono dei bulli. Bravissimo, bravo. Sono dei bulli, li chiamo così io, persone che non hanno gli attributi e che hanno la metodologia della violenza, e siccome si nascondono, a differenza mia quando vado che invece sono a viso aperto in pubblica via, allora c'è un po' di differenza. Devo dire che questo infonde tanto coraggio dei tanti cittadini onesti di questi territori di periferia, che sono veramente brave persone, che si alzano la mattina presto e vanno a lavorare, e che purtroppo subiscono
molto spesso l'assoggettamento di alcune militarizzazioni criminali che ci sono nella città. A tutte queste persone io cerco di dare coraggio e, come dire, cerco di accendere quella candela sull'altare, no? Quella piccola fiamma. Si parte dalle piccole cose e, come diceva qualcuno, quella regola delle 3P, che le cose cambiano, pochi piccoli passi. Assolutamente. Io volevo ricordare che notiziare chi non lo sapesse, Don Antonio vive da un po' di tempo sotto scorta, angeli custodi veramente che lo proteggono e purtroppo noi di recente è stato vittima di un'ulteriore aggressione. Sbaglio, Don Antonio, a ottobre 2024? Guarda, adesso sono a Quarticciolo. A Quarticciolo, sì, è accaduto a Quarticciolo, sì. Sono in questo momento a Quarticciolo con dei collaboratori che stiamo parlando e stiamo mettendo su un'iniziativa, stiamo cercando di capire. Oggi ci doveva essere anche una fiaccolata a Tor Bella Monica in favore della polizia di Roma Capitale, che purtroppo un soggetto nordafricano è sceso giù ai garaggi della polizia di Roma Capitale, ha impugnato un piccone e ha devastato 5 macchine. Ecco, contro tutte queste forme di violenza, ecco perché si vedono sempre, come dire, come parte in causa gli agenti sempre della polizia di Roma Capitale, non solo, ecco per dire che le nostre forze di polizia tutte devono essere rispettate, quindi ecco, lo Stato civile non può permettere questa delegittimazione. Sì, Don Antonio, permettimi di farti un invito. Sì. Se qualche volta sei su Milano, magari ci piacerebbe averti dal vivo. Volentieri. Sì, no, perché voglio ricordare che questi bulli prendono in ostaggio pezzi di territorio dove vivono le persone più fragili, sono i quartieri popolari, e anche qua a Milano sono tante purtroppo le zone prese in ostaggio da questi soggetti che pretendono di fare quello che vogliono, di minacciare i più deboli. A Rogoreto ho fatto un incontro lì, sono andato nella vostra piazza di spaccio lì vicino alla stazione e ho visto gli zombie, ho visto veramente le condizioni. Purtroppo la droga è democratica, la droga non è conseguenza ma causa di un degrado nei vari territori, lo è a Milano, lo è a Roma, poi nelle grandi città, e crea tanta insicurezza, soprattutto anche laddove ci sono insediamenti di case popolari. Quindi, come dire, se sono a Milano io volentieri vengo nella vostra trasmissione. Grazie. Assolutamente. Don Antonio, io volevo ricordare anche, siccome che io sono colpito dalla tua storia, ti ho seguito, poi ho il piacere di conoscerti e di incontrarti spesso, perché la cosa parte da lontano. Io ho avuto il piacere di conoscere Don Giuseppe Diana, che tu conoscerai sicuramente, che è il prete che è stato purtroppo ai noi nel 1994, prete anticamorra, che è stato ammazzato a Casal di Principe. Era il mio prof di religione, quindi perciò è una cosa che sento proprio dentro, e quindi ti dico vai avanti, che non sei da solo, perché le persone per bene sono dalla tua parte e alla fine la vinceremo. E come diceva Peppino Impastato, e lo urlo, la mafia è una montagna di merda, quindi noi siamo dalla parte giusta, e quella della legalità. Infatti. Bene, grazie per lo spazio, per il tempo che ci hai dedicato, Don Antonio. Spero di averti presto. Grazie. A presto, grazie. Auguri, buon Natale. Auguri. Buon Natale, grazie. E a proposito di droga, anche la droga è merda, e voglio ricordare che Salvini o non Salvini alla guida, dopo che ti sei fatto una canna o che ti sei pippato tutta una serie di strisce pedonali, te la fai a piedi. Non ci si mette, attenzione, non si guida drogati, se proprio dovete farlo andate a piedi. Bravo. Almeno fate danno solo a voi stessi. Che non abbiamo sentito altri. polemiche assurde di gente che pretende di guidare drogata. Siamo arrivati a questi livelli, e poi vediamo su Striscia la Notizia, no? Che con la macchina vanno a comprarsi i pippotti, cioè gli ovuli di cocaina o il fumo, e mentre guidano lo consumano pure. Questi sono i livelli a cui siamo arrivati. Allora, il tempo è tiranno, abbiamo finito, è volata oggi. Mirko, puoi fare una conclusione? Ci sei, Mirko? Sì. Sì. Ok. Quindi l'ultima impressione sul tuo contratto, per te positivo, negativo, è un piccolo passaggio sul calendario del corpo. Allora, il contratto, come ho detto, è dei migliori degli ultimi 20 anni. Questo governo è il governo migliore degli ultimi 20 anni, dove possiamo dire che è
7.500 nuovi poliziotti penitenziari introdotti in meno di 24 mesi, ditemi voi quale governo ha fatto delle assunzioni come questo. Punto 1. Il calendario finalmente rappresenta il lavoro della polizia penitenziaria. Credo che un corpo di polizia non possa far vedere altro che quella che sono le sue specializzazioni. Assolutamente sì. È formazione, Mirko, quella è formazione. Ne ho comprati 10, quindi ne ho comprati 10 da regalare ai familiari. Concludo dicendo, da parte mia e da parte dell'organizzazione sindacale SINAP, buon Natale a tutti, da parte anche di Roberto Santini, Raffaele Pellegrino, Antonio Fellone è già lì, quindi ve li farà lui e tutti gli altri tutto lo staff generali e iscritti. Che poi fondamentalmente il SINAP è una famiglia, da Bolzano a Canicattì. Grazie Mirko, un abbraccio grande, noi ci vediamo presto. Tanti auguri. E ciao, dalle Alpi all'Oceano Indiano anche lo Spazio Pio, professionisti imprenditori uniti vi augurano un bel e felice il nostro Natale. Mimmo, almeno gli auguri. Mimmo che deve dare gli auguri. Vi siete scordati l'Albania però, perché ci sta parte del vostro corpo anche l'Albania. Salutate anche loro. E voglio salutare anche chi lavora ad Addis Abeba. Guarda, ma fatto ricordare una cosa, ci ascoltano i colleghi, qualche collega che presta servizio. Un bacio a tutti amici ragazzi, albanesi buon lavoro, che ci ascoltano. Buon lavoro a tutti i colleghi che in queste feste purtroppo grazie Stefano Di Brembo che ci ha scritto anche. Leggiamolo il messaggio. Siamo ulteriore ritardo, sta bestemmiando. Comunque Stefano ci ringrazia, grazie alla squadra, saluto Antonio, a Don Antonio, a Mimmo, a Federico e ci invita ad una polenta taragna. Sì, assolutamente, andiamo a mangiare povero a te, prepara i camion di polenta taragna. C'è il presidente che... Certo. Io voglio salutare anche chi è lì sul finire la propria attività lavorativa e che a breve appunto andrà in pensione. Un saluto in particolare a Emanuela e anche all'ispettore Candreva. Tanti auguri di buon Natale e tanti auguri anche di buona pensione. Che colpa ne ho se il cuore non buon Natale a tutti. Grazie sempre alla Libertà per lo spazio che dedica la un polizia bacione agli amici di Cologno Pugliese che ci ascoltano sempre. Sesto San Giovanni a Teduccio. Sì. Sesto San Giovanni a Teduccio. Grazie a tutti. Anche agli amici del Spoleto. Buon Natale. Chiudiamo. Un saluto a tutti. Buon Natale a tutti. Grazie alla Libertà. Viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP.